Il nuovo videodermatoscopio IntelliStudio acquistato da Villa Salus è un sistema basato sulle immagini e l'analisi da parte di algoritmi di intelligenza artificiale che aumenta l'accuratezza sia nella diagnosi che nella possibilità di poter paragonare, cioè comparare una neoformazione. Ciò che è veramente differente dalle altre apparecchiature è soprattutto la tecnologia all'interno, che si avvale di due software comparativi con una definizione estremamente elevata, si parla di circa 180 milioni di pixel. Si avvale di uno scanner che riesce a fare delle pause in modo automatico per poter ritrarre tutto il paziente in circa 24 immagini, tutte analizzate in circa 1,5 secondi subito dopo la foto. Il fine di questo è darci una mappa veramente reale nella quale noi possiamo anche scegliere quali lesioni tenere e quali scartare. Posso scegliere all'interno dei nei quali poter attenzionare e posso anche non trattare solo i nei, ma utilizzare l'apparecchiatura anche per altri ambiti. Come output di tutto questo processo c'è un grafico che raccoglie tutte le lesioni del corpo umano, che quindi il dermatologo può valutare autonomamente in maniera molto rapida e precisa, anche venendo assistito ulteriormente dall'IA che va a segnalargli tutte quelle lesioni che presentano caratteri di atipia o che comunque sono a rischio. A livello italiano sono presenti all'incirca una cinquantina di strumenti. Questo è il primo che viene installato in provincia di Venezia.